Oggi con piacere come Longarone Fiere abbiamo ospitato questo convegno che voleva affrontare una tematica molto cara all'agricoltura di montagna, che è la sostenibilità ambientale ma anche economica delle aziende agricole di montagna. Le diverse associazioni di categoria, Confagricoltura, CIA, Coldiretti, si sono riunite oggi in un convegno in cui hanno portato le istanze del mondo agricolo bellunese e del mondo agricolo montano in generale all'attenzione della Regione Veneto. La Regione Veneto dalla sua ha portato l'esperienza di due tecnici, Franco Contarin e Pietro Salvadori, che hanno cercato di spiegare agli agricoltori quale sarà la nuova politica agricola comune e soprattutto quali possono essere le ricadute sui piani di sviluppo rurale da qui ai prossimi anni. Ovviamente è stata fatta anche un piccolo recap su quello che è la situazione attuale del mondo agricolo, che vive delle difficoltà legate anche al momento storico che stiamo vivendo, quindi l'uscita da una pandemia e comunque i riflessi di una guerra a noi vicina. Si è capito l'importanza di tornare a produrre anche in territorio bellunese determinati tipi di prodotti in modo da non far mancare nelle nostre stalle, nelle nostre aziende, le materie prime, per evitare anche di pagare ulteriormente i prodotti. Il convegno di oggi, l'evento organizzato dalle associazioni agricole della provincia di Belluno, è focalizzato sui temi relativi al sostegno da parte della Regione all'agricoltura montana, nelle zone montane, e in particolare ad alcuni strumenti resi disponibili dalla politica agricola comune, dalla PAC. In particolare ci soffermiamo su quelle che sono conosciute come le misure agroambientali del programma di sviluppo rurale, le indennità per le zone montane, ma anche tutta una serie di misure che riguardano il ricambio generazionale, l'insediamento dei giovani agricoltori e gli investimenti in innovazione e in ammodernamento da parte delle aziende agricole. In particolare con lo strumento del programma di sviluppo rurale la Regione del Veneto ha dato un segnale concreto di attenzione alle zone montane e all'imprenditoria agricola, che è un importantissimo presidio per la sicurezza di tutto il territorio regionale. Sulle misure che ho citato poc'anzi, ben oltre il 40% delle risorse programmate a favore dell'intera Regione del Veneto sono state concesse e in gran parte erogate proprio alle imprese agricole di montagna. Questi sono i dati relativi alla programmazione 2014-2020, che è ormai nella sua fase conclusiva. Una programmazione che ha visto finanziate ben oltre 10.000 imprese e operatori della zona montana del Veneto. Analoga priorità è intenzione della Regione di mantenere anche per la programmazione che inizierà dal 1° gennaio 2023. In questo momento si stanno definendo i contenuti tecnici delle nuove misure e il convegno di oggi sicuramente fornisce interessanti osservazioni, spunti e suggerimenti da considerare in questa fase di perfezionamento dei nuovi strumenti.